Ho voluto farne un'altra oggi perché c'è qualcuno che mi chiede qualcosa riguardo alle malattie autoimmuni. Siccome a volte ne parlo abbastanza, anzi non a volte, ne parlo abbastanza di problematiche di sistema nervoso ipersensibile, qualcuno mi ha chiesto: ma le malattie autoimmuni possono essere quindi considerate come dolori neuroplastici? Non tutte le malattie autoimmuni causano dolore e quindi come dovrei comportarmi se io ne soffro? Queste sono buonissime domande. Prima di tutto volevo dire che il dolore neuroplastico, si parla di dolore, ma il sintomo neuroplastico non è solo dolore, può essere qualsiasi altra cosa. Esempio bruciore, esempio prurito, esempio acufene, esempio ehm, senso di sbandamento. Quindi quando parlo di dolore nel mio canale è semplicemente, diciamo, un modo generico per dire una problematica. Nelle malattie autoimmuni ovviamente non si parla solo di dolore, però se andiamo a vedere, che ne so, l'artrite reumatoide c'è del dolore, c'è del gonfiore. Ora vorrei rispondere molto, diciamo, chiaramente riguardo alla se le malattie autoimmuni possono essere considerati dolori neuroplastici, nociplastici, come li chiamiamo. C'è molta confusione in questo momento su cos'è, se si può chiamare in questo modo. Sicuramente c'è una ipersensibilità del sistema nervoso centrale in queste condizioni, ma devo dirvi che non lo so. Ci sono certe cose che io non posso sapere, perché la scienza non ha ben chiaro ancora come curare molte delle malattie autoimmuni. Quello che posso dirvi è che io ne soffro, ho sofferto di malattie, di una condizione autoimmune che è la psoriasi, quindi posso parlarvi della mia esperienza con la psoriasi, che sicuramente nel mio caso è legato allo stress. Ci sono stati dei momenti della mia vita dove lo stress era molto alto, soprattutto circa 5-6 anni fa, e ho visto che appunto la condizione della mia pelle in certe parti del corpo si aggravava. A quel punto ho notato, solo dopo anni che ho studiato il sistema nervoso, il dolore nociplastico, i sintomi nociplastici, che in realtà c'era un collegamento tra certe problematiche autoimmuni. Quindi se ti aspetti che io ti dia la soluzione con questi video che faccio sul mio canale, potresti esserne deluso, perché anche se abbiamo avuto dei casi dove certe problematiche autoimmuni si sono andate a migliorare, questo non è lo scopo del mio canale. Lo scopo del mio canale è di dare una mano, supportare quelle persone che soffrono da sintomi nociplastici, quindi sintomi dove le cause non sono ben note. In realtà noi lo sappiamo che sono date da un sistema nervoso ipersensibile, dove lo stress è il principale problema, dove le emozioni represse in particolare sono i problemi, e quindi è vero che le malattie autoimmuni possono essere anche messe dentro tutto questo recipiente dei sintomi nociplastici, ma non tutte le malattie autoimmuni sono uguali, ce ne sono diversissime e non sono io la persona in questo momento più adatta per dare consigli a riguardo. Quindi è utile, è giusto dire a volte non lo so. Non mi piace dire cose senza senso se non le ho studiate e se non le ho provate su di me. Ehm, Ovviamente non sono un medico, sono un fisioterapista, sono dottore in fisioterapia, specializzato in psicologia del dolore, quindi io devo rientrare in queste problematiche di sintomi nociplastici, ok? Quindi sono esperto nelle terapie di riprocesso
del dolore. In questo momento mi occupo appunto di Neurobalance, il mio percorso terapeutico, dove si mettono varie tecniche all'interno per ribilanciare il sistema nervoso centrale. Ovviamente ribilanciando il sistema nervoso centrale, quindi il cervello. Chiamiamola fisioterapia della mente. Andiamo anche ad agire su tantissime altre condizioni. Se noi pensiamo che molti dolori, molte condizioni, molte malattie sono aggravate dallo stress, o meglio, da queste emozioni represse che abbiamo all'interno, perché lo stress non è un problema, sempre. Lo stress può essere anche un motivatore per fare qualcosa fuori dalla nostra comfort zone. Esempio, se dobbiamo imparare a suonare uno strumento, abbiamo bisogno di un piccolo un po' di disagio, un po' di stress in quel caso, per motivarci a fare qualcosa di più. Lo stress prolungato però per molto periodo, che chiamiamo proprio stress negativo, quello non fa bene al corpo, ok? Quindi dobbiamo prendere queste parole e ponderarle bene. Quindi sempre dico, non sono un medico, mi occupo di certe problematiche e non vado a curare o trattare malattie autoimmuni. Sarebbe utile forse in Italia che medici collaborassero con fisioterapisti di questo campo, magari nel mio campo, per integrare varie terapie tutte insieme, ovvero quelle legate allo stress, legate al movimento, legate all'emozione, quindi mind body therapy, e magari integrarle a farmaci, integrate a ormoni regolatori. Ci sono diverse terapie che potrebbero essere integrate a quello che noi facciamo in Neurobalance, no? Un approccio psicologico mente-corpo per i sintomi nociplastici. Quindi spero che quelle persone che chiedevano delle delucidazioni riguardo alle malattie autoimmuni capiscano che una terapia di questo tipo sulla mente, sullo stress, sulle emozioni, sul corpo possa dare del beneficio anche a problematiche autoimmuni. Esempio, psoriasi, esempio, artrite reumatoide, esempio, mi fa pensare tutte quelle un po' più muscoloscheletriche, ok? Forse l'artrite reumatoide è quella un po' più vicina a quelle che potrebbero avere beneficio con Neurobalance, per esempio, però non è mirato all'artrite reumatoide, ok? Questo è anche un po' per proteggermi, questo che vi sto dicendo è anche un po' per proteggermi. Io potrei anche speculare e dire, guarda, Neurobalance può aiutare l'artrite reumatoide, può aiutare le malattie autoimmuni, ma non sarebbe giusto perché non ho dati in questo momento, molti dati per dirvi che questo funziona per le malattie autoimmuni. Abbiamo molti dati, anche se sono ancora in arrivo molti dei nuovi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sul fatto che certe condizioni nociplastiche, quindi non c'è nessuna problematica organica nel corpo, gli esami medici sono ok, i test sono ok, e le chiamiamo problematiche idiopatiche, no? Nella nostra medicina, idiopatiche, senza una radice vera e propria che non si conosce. E queste problematiche molte volte sono date da appunto sintomi come il dolore, sono collegate a un sistema nervoso ipersensibile. Ok? Questa è una importante cosa che volevo dirvi. Un'altra cosa che volevo dire è che la parte di nutrizione, di cui io non parlo spesso, è importante integrarla. Cioè è importante ovviamente avere una dieta antinfiammatoria e non bisogna semplicemente fare una dieta antinfiammatoria per ritornare a stare bene. Ho detto che è importante integrare una parte di nutrizione, soprattutto nei casi in cui si inizia con un percorso di questo tipo mente-corpo e non si sa bene cosa mangiare o non si sa bene
se la parte di gestione possa essere collegata al nostro cervello. Sappiamo che il cervello e l'intestino sono direttamente collegati, quindi ovviamente la parte di nutrizione può influire e può essere di supporto a Neurobalance. Detto ciò, non è un qualcosa che secondo me è essenziale per tutti. Ecco perché tempo fa Neurobalance era acquistabile attraverso semplicemente un corso online che tutti potevano fare, c'erano degli step da seguire e a quel punto tu eseguivi questa terapia a casa. Poi ho capito che queste persone che usavano Neurobalance in questo modo, come se fosse una scaletta utile, cioè generica per tutti, non avevano i benefici che hanno i nostri pazienti in questo momento, che sono seguiti in modo personalizzato. Quindi ho deciso di interrompere il videocorso, di interrompere la vendita di un corso e eseguire unicamente il supporto di un programma strutturato, personalizzato per ognuno. Questo ha fatto tutta la differenza, perché evitiamo di fare una terapia generica, perché non siamo macchine, non è che sappiamo che tutti hanno una problematica di un certo tipo, per esempio, non è che tutti hanno una problematica con la glutine, non tutti hanno una problematica nel mangiare, per esempio. Quindi perché dovremmo dare dei step generici per tutti se poi alla fine forse creano più confusione che altro? Anni fa seguivo così per curiosità un gruppo su Facebook sulla fibromialgia e in questo gruppo su Facebook sulla fibromialgia era fatto da forse un nutrizionista, non mi ricordo se era un dietologo o un nutrizionista. Ad ogni modo lui dava una terapia unicamente dal punto di vista di nutrizione e degli integratori sul dolore per risolvere la fibromialgia. C'è una grande limitazione in questa cosa qua che si fa, perché le persone pensano che la nutrizione sia la radice del dolore. Quindi se uno pensa, mettiamoci una dieta antinfiammatoria e risolviamo il problema. In realtà non è così. Per qualcuno magari funziona, magari una piccola percentuale di persone ha dei benefici notevoli semplicemente cambiando la dieta, molti altri, parliamo dell'80% delle persone, forse anche di più, non ha dei risultati notevoli cambiando la dieta. È solo l'integrazione di più cose messe insieme a fare la differenza. Quindi quando parliamo dell'80-20, l'80% solo l'80%, se prendiamo l'80% delle cose le mettiamo insieme, cioè per esempio nutrizione, movimento fisico, gestione dello stress, delle emozioni, educazione alla neuroscienza del dolore, se mettiamo queste cose insieme, tutte unite fanno la differenza. Se le prendiamo una divisa con l'altra, cioè per esempio prendiamo solo la nutrizione, prendiamo solo l'educazione alla neuroscienza, prendiamo solo... Ok, era andata via la... Ok, era andata via la linea, spero che mi sentite. Quindi l'integrazione degli italiani soffre di dolori cronici è perché le terapie convenzionali non uniscono più cose insieme. Cioè se noi andiamo alla terapia del dolore non guardano l'aspetto emotivo, quindi ti danno qualcosa dal punto di vista farmacologico, ti dicono inizi a muoverti e sperano o tu speri che semplicemente un qualcosa di questo tipo ti dia del beneficio. Ma tutti noi sappiamo che fino ad oggi le soluzioni convenzionali non hanno portato a una guarigione. Quando dico guarigione vuol dire remissione dei sintomi. Guarigione non vuol dire semplicemente non avere sintomi, avere sintomi allo 0%,
vuol dire riprendersi la vita che avevi messo da parte, magari non viaggi più, magari non fai più attività fisica come prima per paura del dolore, magari non sai veramente la causa del dolore. A volte, cioè molte volte uno prende dei farmaci, fa delle terapie, ma non sa realmente perché ha quel dolore. E tutte queste terapie devono essere messe insieme: cognitivo, emotivo, ehm, fisico, se vogliamo anche spirituale, okay? Non possiamo prenderle tutte in modo distaccato. Questo è molto, molto, molto importante. Se andiamo a vedere i miei singoli video e andiamo a vedere i commenti che ci sono, a volte magari anche certi sono anche, non dico negativi, ma molti delle persone che guardano i miei video a volte fanno delle dicono: io ho fatto tutto ma non ho risultati". Ma aspetta, guardiamo forse 300 video che ci sono su YouTube e sono particolari su diversi aspetti e vediamo cosa di questi video, cosa di queste approcci, quali approcci hai usato, perché non puoi usare un approccio solo. Ecco perché c'è la meditazione può essere relativa all'autoipnosi, può essere relativa semplicemente alla mindfulness. Per dare tutto in modo gratuito, ovviamente bisogna fare una marea di video, non troppo lunghi, e darvi queste piccole pillole. Non si può far tutto, ma neanch'io faccio tutto, neanch'io ho fatto tutto per guarire dai miei dolori nociplastici al collo. Cioè, ogni persona ha bisogno di quell'80% che è sempre diverso uno dall'altro. Ehm, Niente, quindi se avete delle domande fatemele adesso nei commenti, non starò qui in live per molto tempo, molte persone staranno lavorando in questo momento e sentiranno questa live probabilmente questa sera o nei prossimi giorni che rimarrà registrata. Ok? In questo momento sto cercando semplicemente di rispondere a delle domande che mi sono state fatte nell'ultimo mese o nelle ultime settimane. Normalmente faccio una live al mese, ma su YouTube trovate due video ogni settimana e cerco di rimanere sempre costante con questi 2 video e vanno a toccare tutto quello che c'è in Neurobalance. Neurobalance, lo ricordo per chi non conosce la terapia, è una terapia mente-corpo dove si mettono insieme 2 o 3 aspetti del corpo che, se presi in considerazione tutti insieme, si va a una remissione dei sintomi nociplastici. Ovviamente devi sapere al 100% se la tua problematica è nociplastica o prevalentemente nociplastica, quindi ovvero data da un sistema nervoso ipersensibile, perché se non è così non puoi aspettarti magari una remissione al 100%. Ok? Un altro esempio, abbiamo avuto una cliente che soffriva di artrite reumatoide, ma anche di emicrania. Ora, la, la mia, quello che le ho detto, che all'inizio del percorso le ho detto non possiamo garantire che l'artrite reumatoide andrà via, ma possiamo gestire molto meglio la parte di emicrania, la parte quindi, se vogliamo, non autoimmune, ok? E lei ha avuto un grande beneficio sull'emicrania, la malattia autoimmune sulla artrite reumatoide, se andiamo a vedere dal punto di vista di test medici, quella ce l'ha ancora, ok? Ma ci sono anche altre casistiche che non abbiamo visto noi direttamente nel mio team o io personalmente, dove altri terapisti in America, con lo stesso approccio che stiamo usando noi, non dico hanno curato, ma hanno aiutato persone che soffrivano di artrite reumatoide a guarire completamente con questo approccio. Ho avuto un'altra testimonianza di un amico che soffre di sclerosi multipla e con la meditazione è riuscito a riprendersi la sua vita. Ovviamente la parte di sclerosi multipla sulla parte organica dei neuroni
se andiamo a vederla con i test medici, quella magari ce l'ha ancora, ma i suoi sintomi sono diminuiti molto di più o forse non ci sono. Quindi bisogna anche capire queste cose, che con un approccio mente-corpo si può diminuire drasticamente forse la maggior parte delle problematiche che abbiamo nel corpo. Ok? Cosa vuol dire? Che il cancro si può usare, si può diminuire si può curare con Neurobalance? No, non dico questo, non sono la persona giusta per dire questo, e sicuramente servirà qualcos'altro, perché non andiamo su tutti i livelli della persona, ok? No? E poi è un approccio online, quindi possiamo capire che c'è un limite in tutto quello che stiamo facendo. È un approccio online che, se vogliamo, non va sull'aspetto magari più spirituale della persona, che secondo me è qualcosa che ancora manca in Neurobalance, la parte più spirituale. Anche se gli strumenti ce l'avremo per andare su quella parte spirituale, ovvero capire che il corpo è anche anima, ok? Quindi a volte ci sono cose che ci sono state tramandate o passate da vite passate o da generazioni passate, che in questa vita, in questo momento, il nostro corpo ha bisogno di processare tutto quello che c'è stato nel passato per evolversi. Quindi se andiamo a vedere il sintomo o un dolore cronico come allenamento per un'evoluzione ulteriore, la stiamo vedendo questa malattia come, non la malattia, ma questa condizione come un qualcosa di spirituale, se vogliamo. E secondo me è l'approccio più giusto, ma capiamo bene che magari certe persone, quando sentono la parola spirituale, per loro non è più una cosa scientifica. E in questi ultimi mesi sto cercando di integrare un po' tutto, cioè di integrare la parte spirituale e la parte più scientifica, che secondo me ce la si può fare. Nel 2025 le persone sanno che spirituale non vuol dire religioso, quindi è importante secondo me anche integrare lo scopo di tutto, cioè perché abbiamo dolore, perché abbiamo certi sintomi. Se lo vediamo dal punto di vista unicamente come un danno, come un qualcosa di negativo, non se ne esce più. Ecco perché la parte spirituale, un supporto più spirituale, secondo me è importante per aiutare e supportare il corpo a un'evoluzione. Okay? Io ho capito molto con il mio dolore alla cervicale per diversi anni, ho capito che il mio modo di pensare, il mio modo, la mia realtà che mi ero creato non era quella giusta. Quindi oggi, attraverso questa evoluzione dal dolore, so che quando il dolore è presente ehm, sto evitando, sopprimendo certe emozioni. Quindi a quel punto il dolore è servito per un'evoluzione dal punto di vista anche spirituale, perché quello che poi io lascerò alle mie generazioni future, o comunque alle persone che mi stanno circondando, è una sorta di supporto evolutivo. Okay? E secondo me tra 10 anni non parleremo più del dolore alla cervicale o del dolore alla schiena nello stesso modo in cui ne abbiamo parlato per forse gli ultimi 30-40 anni. E la medicina sta cambiando in questo momento. Cioè, noi abbiamo dei fisiatri o degli ortopedici che non semplicemente non dicono più mi devo togliere una di queste benedette auricolari perché mi sento dall'interno e non è per niente facile parlare. Quindi negli ultimi 30-40 anni gli ortopedici o i fisiatri, almeno quelli di vecchia maniera, non tutti per fortuna, semplicemente guardavano il corpo dal punto di vista meccanico. Oggi sappiamo che non possiamo guardare il corpo dal punto di vista unicamente meccanico, dobbiamo guardare la parte mentale, la parte psicologica, emotiva della persona, del paziente, e che non è poco, cioè questa parte emotiva e psicologica del paziente non è un qualcosa solo per supportare, no, a volte in queste condizioni qui nociplastiche è la radice del problema. Quindi capiamo bene che se andiamo a vedere statisticamente
le persone che soffrono di dolori nociplastici hanno una radice emotiva, ma stanno cercando unicamente una soluzione fisica, capiamo che stiamo completamente mancando l'obiettivo, completamente. Quindi se andiamo da un fisiatra che ti dice fai delle onde d'urto, fai una tecarterapia, fai, magari sei un po' più aperto e ti dirà di fare dell'agopuntura e della sauna, forse, ok? Ma nessuno ti dirà vai a fare del Reiki o vai a fare una terapia un po' più psicologica, o meglio, ti dicono hai della depressione, curiamola con lo psicologo, perché quello che poi molte volte succede è che le problematiche di questo tipo, come per esempio la fibromialgia o il dolore alla cervicale o l'emicrania, sono seguiti mh, o sono presenti degli aspetti di depressione della persona e ci sta, sono probabilmente dovuti al dolore stesso, del sentire sempre dolore per mesi se non anni, ovviamente si va in uno stato di depressione, di tristezza, ok? E quindi come viene curata quella parte che è un altro sintomo? Attraverso gli antidepressivi, perché si pensa che attraverso l'antidepressivo il corpo inizia a rilassarsi, ma il problema è che molti che prendono gli antidepressivi, come magari voi che mi state guardando, avete degli effetti collaterali non indifferenti, quindi ti inizierai a sentire magari un po' più, molto più spento, molto più dissociato dal corpo e quello potrebbe aiutare nel breve termine, ma quando poi usiamo questi antidepressivi per lungo termine non è la soluzione. Quindi è noto la difficoltà di poi non credere più a nessuno, perché se la domanda di Giovanni che mi fa lui e mi dici sei un dottore, se io ti dico di no, tu potresti dire ah, allora tu non puoi parlare. Se invece ti dico di sì, allora mi dirai ah, tu puoi parlare. Invece quello che è successo da questa parte, che io sono stato un paziente, è che io non mi fidavo più dei dottori. E molte delle persone che stanno guardando questo video non si fidano più dei medici, o la maggior parte dei medici, non si fidano neanche più dei terapisti, perché hanno provato tutto, secondo loro, e niente ha funzionato. Ora, il canale che io sto facendo è di immenso aiuto per quelle persone che hanno provato tutto, tra virgolette, non si fidano più di nessuno, non vogliono più spendere un euro perché hanno capito che tutto quello che hanno fatto non ha funzionato e a quel punto possono dire ah, ok, sentiamo Alessio, ci dà dei consigli gratuiti, mettiamoli in pratica anche solo dell'1% al giorno e vediamo la differenza sulla mia vita. Ecco che qui è un qualcosa di gratuito, non puoi a quel punto dire semplicemente Giovanni, ah, ma sei un dottore? Ah, ma sei un fisioterapista? Ah, ma sei un coach? Una delle persone che ho seguito per molto tempo è Dan Buio, che è un coach in America, ha aiutato tantissime persone attraverso lo stesso approccio che uso io, che è un approccio neuroscientifico, ok? Ma lui non è un dottore, non è neanche un terapista, è un coach, ovvero una persona che ha saputo prendere, insomma, impacchettare delle informazioni del dottor Sarno, che è un fisiatra molto, molto istruito su queste problematiche, e semplicemente ha divulgato attraverso i social quello che lui aveva usato per lui, per il mal di schiena, che ne soffriva per più di, mi sembra, più di 15 anni di mal di schiena. Ciò non vuol dire che non dà nessun farmaco, non dà nessun integratore, non ti dice come guarire dalle malattie autoimmuni, ti dice questo è quello che io ho fatto per il dolore alla schiena. E poi ci sono state una marea di altre testimonianze di altre problematiche di dolore nociplastico in varie parti del corpo che sono stati curati attraverso lo stesso approccio. Quindi se noi prendiamo dal punto di vista queste cose in modo pratico e diciamo ok, dal punto di vista pratico queste cose hanno aiutato così tante persone
che non possiamo più semplicemente ignorarle, ok? Ora troverete altre cose che vi daranno dei miglioramenti, per esempio l'agopuntura, per esempio il Reiki, per esempio ehm, altre cose che io magari non ne parlo, no? Ok, dobbiamo capire che però tutte queste cose agiscono dal punto di vista centrale, dal punto di vista di portare calma e abbassare la paura dentro di noi. Quindi qualsiasi cosa tu voglia fare per abbassare la paura all'interno di te, qualsiasi, se la fai per un periodo molto, diciamo, lungo, funziona, ok? Ma è tutto basato sull'abbassamento dell'ansia, l'abbassamento della paura. Non possiamo abbassare la paura se non sappiamo delle informazioni, perché la principale paura è quella di non uscire più da queste problematiche, non sapere da dove arrivano. Se io ti spiego però attraverso la neuroscienza che queste cose sono arrivate in modo diciamo organico dal punto di vista di esperienze della tua vita, di grandi stress che si sono accumulati e tu sei una spugna e quindi questo sistema nervoso ha creato tutti questi sintomi per farti dire e capire basta, non ne possiamo più con queste repressioni, non ne possiamo più con queste paure. E a quel punto, se sai che tu non sei malato, che non hai una malattia grave, che non stai morendo, a quel punto, sapendo queste informazioni, capendo che sei tu il padrone del tuo corpo, nessun altro, nessuno ti può guarire, ma se tu attraverso i tuoi pensieri, attraverso il tuo movimento, attraverso quello che mangi, attraverso le persone che ti stanno circondando, a poter ritornare a stare bene, la tua paura inizia ad andare giù, la tua autostima inizia a piano piano andare su, inizia a riprenderti le attività che avevi messo da parte piano piano, gradualmente, e non devi aspettare che il dolore vada giù o che i sintomi vadano giù per riprenderti la tua vita, perché è al contrario. Prima ti prendi la tua vita, prima piano piano riprendi l'attività, esempio andarti a fare una passeggiata anche se normalmente ti veniva smandamento, anche se avevi normalmente vertigini, perché il primo step è quello di capire queste informazioni, capire come il tuo sistema nervoso funziona e a quel punto mettere in pratica i micro step del riprenderti le attività che avevi messo da parte. E a quel punto dopo, successivamente, i sintomi andranno giù di conseguenza. Ok? Questo è essenziale. Ci sono degli step da seguire, ok? Degli step che non possiamo saltare, non possiamo prendere semplicemente un farmaco e eliminare il primo step della neuroscienza del dolore, che è la prima cosa. Infatti molte persone che mi seguono hanno iniziato questo percorso o dal mio ebook che potete scaricare gratuitamente sul mio sito web venezianotherapy.com oppure dal libro del dottor Sarno, che anche quello lo potete trovare probabilmente da qualche parte nel mio sito web. Ok? Non gratuito. Quello non è gratuito, lo dovete comprare. Ma parliamo di meno di 15 euro, ok? Di investimento. Molte persone, e ti dico molte persone, non riescono a recepire queste informazioni, non riescono a credere queste informazioni perché forse pensano che siano semplicemente dei consigli basati sul nulla, invece è neuroscienza, si chiama proprio neuroscienze, cioè è la scienza del sistema nervoso, ok? Ci sono i neuroscienziati, sono persone che studiano il sistema nervoso e semplicemente ti dicono come funziona. Oggi, nel 2025, questo è già dal 2021, esiste un nuovo dolore, che in realtà non è nuovo, è semplicemente stato etichettato dolore nociplastico. Oggi possiamo dire che ci sono sintomi nociplastici, molto differenti dai neuropatici, molto differenti dai dolori, quelli nocicettivi, semplicemente quelli che magari da frattura o da bruciore causata
una pentola di acqua che ti casca addosso, quello è un dolore nocicettivo. Il dolore neuropatico è il dolore, quello da diabete di tipo 1, ehm, che è appunto dato da un danneggiamento del sistema nervoso, okay? Danneggiamento del sistema nervoso. Invece questi altri dolori di cui io parlo sono problematiche dove il sistema nervoso è intatto, molto importante, non si trova nulla dal punto di vista organico che non va bene, e quindi è il sistema nervoso centrale che è andato in ipersensibilità. Questo volume di questa nostra radio che è andato in alto, quindi anche solo un tocco e anche solo un piccolo movimento crea un grande disagio. Può essere dolore, può essere bruciore, può essere prurito, per esempio se parliamo della psoriasi può essere prurito e bruciore insieme, arrossamento. Se parliamo di cervicagia può essere tensione, può essere appunto senso di contrazione. Se parliamo di acufeni può essere semplicemente un ronzio, può essere un senso di sbandamento, emicrania, quindi dolore, a volte persone che hanno problematiche anche di sensibilità multipla, quindi anche una problematica visiva, quindi tanto problematiche con tanta luce possono creare dei disagi. Okay? Il sistema nervoso è molto complicato, anche se sembra una cosa semplice di cui parlarne, ma ha diverse marce per cui lui lavora e due marce particolari sono quelle del parasimpatico e simpatico, ovvero il sistema nervoso può lavorare in modalità di stress, quando tu sei stressato, quindi è attivo, quindi è come se avesse l'acceleratore giù, oppure in relax, dove l'acceleratore non è schiacciato, il freno non è schiacciato, e rilassa e si reintegra. Il processo insomma di guarigione è automatico, è quello che succede nel sonno, ok? Quando noi stiamo dormendo stiamo rigenerandoci. Quello che succede nelle problematiche invece di sistema nervosi ipersensibili, che questo acceleratore è sempre schiacciato, ma non è solo schiacciato l'acceleratore, è schiacciato anche il freno. Quindi se noi schiacciamo acceleratore e freno tutte insieme, tutti e due insieme per molto tempo e rimaniamo bloccati, non abbiamo nessuna energia, non sappiamo decidere qual è la terapia migliore per noi perché non riusciamo a capire cos'è la cosa più importante per noi, non riusciamo a pensare, rimaniamo in ansia, abbiamo paura costante di perdere il lavoro, di non accudire bene alla nostra famiglia, di non avere i soldi che ci supportano per mangiare, per pagare l'affitto, per pagare la rata della macchina. Tutte queste cose quindi portano un incredibile disagio che è un circolo vizioso e non è facile uscirne. E questo è stato, diciamo, tutto. Questo è il motivo per cui anche se solo una persona al giorno, io dico sempre, una persona al giorno guarda questi video e inizia a capire, ok, mi sa che non è tutto nero, ma forse io da qua riesco piano piano a riprendermi, piano piano con degli stili di vita diversi. Ok, il percorso, per quanto complicato sembra, i step sono abbastanza semplici e la complicazione è del non rimanere costanti in quello che si fa. Quindi quello che succede spesso anche nei nostri pazienti, certi pazienti che non arrivano a una soluzione perché non è che tutti fanno neurobalance e tutto il 100% delle persone guariscono, ok? Come in tutte le terapie del mondo, non è che tutti i farmaci hanno un'efficacia su tutte le persone. La stessa cosa, Neurobalance è un percorso strutturato molto più complicato, se vogliamo prendersi una pillola, non tutti al 100% guariscono. Ma perché? Non perché il loro corpo non possa guarire, ma perché continuano magari queste persone ad avere dei dubbi che questa loro problematica
sia solo di sistema nervoso ipersensibile, che sia solo causata dal loro stress, perché loro pensano, ah vabbè, allora se io semplicemente leggo queste cose ehm, e inizio a muovermi e faccio una scrittura espressiva, meditazione, allora sto bene. Sì, ma per quanto tempo? E quante volte devi ricadere in questo percorso e rialzarti nuovamente? È che ogni volta che si ricade, esempio un altro sintomo, una ricaduta, nonostante stai facendo un percorso di questo tipo, perdi la fiducia, non ti rialzi più e inizi a ritornare dentro quel baratro del non guarirò mai, ma sono io sbagliato, ah ma forse veramente c'è qualcosa di organico nel mio corpo che non è a posto, inizia ad andare l'ennesimo fisiatra, inizia ad andare dall'ennesimo neurologo, il neurologo e il fisiatra non si parlano, non sono aggiornati alle nuove neuroscienze e te ne dicono tutti una diversa. È quello che fa incazzare. Quello che fa incazzare a me in primis sono due cose. L'uno è che non tutti i medici sono aggiornati a questa cosa, a queste nuove terapie, ma non perché per ignoranza, semplicemente perché non hanno tempo per aggiornarsi e in realtà dovrebbero essere i primi a portare il paziente verso questa direzione un po' più olistica, se vogliamo, ma capiamo bene, chi mi segue, che c'è un altro mondo molto più grande di noi, che è quello delle aziende farmaceutiche. Se tutte le persone in questo pianeta iniziano a usare la loro mente, il loro corpo, per come possono, attraverso delle informazioni che oramai sono quasi gratuite, e questo canale è gratuito, iniziano a ritornare a stare bene, nessuno compra più farmaci, nessuno va al supermercato a comprare la verdura, perché quella verdura del supermercato sicuramente non è la stessa verdura che compreresti dal contadino qua di fianco. Ok, e quindi entriamo uno shift totalmente verso la salute e non più verso la malattia e rimanere in malattia, perché quello secondo me è quello che accade nelle terapie convenzionali, cioè ti mantengono sempre lì al limite, ma non perché sono dei diavoli, semplicemente perché non hanno nessun interesse che il paziente guarisca al 100%, ok? E lo dico anche solo perché, cioè lo dico anche per quelle persone che lavorano, amici negli ospedali, che fanno le cose con molto buona fede, ma il loro sistema è talmente intricato, è talmente complesso che non possono fare moltissimo. Cioè un dottore non studia queste cose all'università, ok? Cioè il dottore, il fisiatra, se andiamo a vedere, non sta studiando il dolore da questo punto di vista spirituale, emotivo, lo studia dal punto di vista organico, ok? Di tessuto. Quindi quando noi andiamo a chiedere a un fisiatra che cos'è che non va nel nostro corpo, lui ti fa fare dei test, se non trova niente, non è che ti dice, ah, il tuo problema è principalmente emotivo, ti dice non lo so, anzi se ti dice non lo so è molto onesto, ti dice vai dallo psicologo e datti una calmata, quello ti dice, probabilmente. Per fortuna non sono tutti così, ok? Va bene, ragazzi, io adesso devo staccare, spero che questa live abbia dato dei consigli o una rassicurazione o anche solo un piccolo supporto. A me basta che solo una persona al giorno, una, non dico tantissime, una al giorno, intraprenda questo percorso che è gratuito se guardi i miei video online 2 a settimana su YouTube. Se invece vuoi candidarti al percorso personalizzato dove un team ti segue, siamo 3 nel team, un fisioterapista, uno psicoterapeuta e un omeopata, ok? Se vuoi un team che ti segue e non ti vuoi guardare 300 video su YouTube in modo gratuito e vuoi direttamente partire da domani stesso, puoi farlo, puoi candidarti. Noi abbiamo posto per massimo 5 persone al mese, questo ti fa capire che per me la qualità è la priorità, ok? Non è la quantità.
la priorità è la qualità, ti candidi, vediamo se sei in linea col percorso, se possiamo aiutarti soprattutto, perché se sappiamo che la tua persona sta cercando semplicemente un rimedio magico così, ti dico: guarda, vai dal dottore, fatti dare un farmaco e spera che quel farmaco funziona. Quello ti posso dire. Se invece vuoi entrare dentro un ecosistema di guarigione, di salute e capire delle cose in più di te, capire che queste cose te le puoi portare tutta la vita, non solo nei periodi 2-3 mesi in cui ti seguiamo, candidati, vediamo se possiamo essere compatibili uno con l'altro e a quel punto, ehm, poi vediamo cosa si può fare. Ok? Non mi chiedete prezzi qui su YouTube, perché molte persone chiedono, ma allora quanto costa? Ok, la cosa più importante secondo me è che tu possa ehm, essere idoneo a questo percorso. I costi sono ovviamente alti, come tutte le terapie di alta qualità, ma questo è un qualcosa per cui noi abbiamo deciso, o io ho deciso di seguire pochissime persone per dare il massimo rendimento. Ovviamente queste 5 persone devono essere selezionate, non possiamo prendere tutti, ok? Altrimenti ti guardi questi video su YouTube che sono gratuiti, ecco perché in questo modo cerco di aiutare la maggior parte delle persone. Grazie per essere arrivato fino a qua e sentire queste mie parole, per me è veramente un onore condividere queste informazioni e se hai delle domande in particolare scrivimi nei commenti che magari nei prossimi video o nelle prossime live do una tua risposta, ok? A presto, ciao!